affresche e castello a Castello di Rostino. Nantall'alto i Bontenou visitate un patrimonio che non ha ancora balisato tutti i misteri. Ecco torna a ruine che finisce in nu, ma anche alle affresche di avvine del XV secolo conservate abbastanza bene. La comune di Castello di Rostino propone un chiasso di scoperta pastorale che intanto ci sono a Cappella San Tommaso e le vestiche del castello di Marchesi di Massa, toscani, che si sarebbero installati all'XI secolo da contribuisce a difendere la Corsica. La cappella che è stata restaurata malissimo, un vero disastro, in un 1933 e ha messo al Camposanto e ha sempre belle affresche in data del XV secolo. Vicino, nata un pentone, ci sono i vestichi di un castello dell'età di mezzo che tenevano una posizione strategica da proteggere a valle di Ugolo all'entrata di Rostino. Sarebbe stato bruciato in 1289 e dopo lampato un piano durante la rivolta popolare. Il sito è assestato come lo si deve. Ci hanno messo pannelli spiegativi e una tavola d'orientazione a guidare chi visita. Una campa per i zitelli che gli piace la storia cavalleresca. Accesso. Andà in Castello di Rostino e trincaber di Camposanto. Ingararsi costì e visitare in Camposanto la cappella San Tommaso. Un pannello in legno davanti al Camposanto propone eseguità un chiasso da bassigliata. Così si unge presto alle ruine di un castello.